È stupito e amareggiato Michele Zuin alla testa di Forza Italia in Veneto, assessore al bilancio e alle partecipate del Comune di Venezia. Alcuni suoi interventi via mass media e social network nel dibattito sul referendum di separazione Venezia-Mestre sono stati definiti da comitati e associazioni per il sì informazioni false che inquinano la campagna elettorale, tanto da diventare oggetto di un esposto querela presentato in procura. Quello che viene contestato sostanzialmente è il fatto che lei non si sia espresso come privato cittadino, che naturalmente ha tutto il diritto di farlo, ma in qualità di assessore. Assolutamente no. Tutti i miei comunicati, e se guardate gli articoli dei giornali, sono firmati dal vice coordinatore regionale di Forza Italia, ora coordinatore regionale di Forza Italia. Zuin rifarebbe tutto, conferma ed entra nel merito delle questioni che hanno provocato la dura reazione del fronte del sì. Io dico che il casino di Canoghera chiude, la loro replica è: ma otterremo sicuramente una proroga. Cioè il mio è un dato di fatto, il loro una speranza. Sostengono che è una SPA, per cui teoricamente non è più vincolato ai confini comunali. Ma assolutamente no. La licenza e l'autorizzazione è del Comune di Venezia, non della società. La società svolge servizio tramite convenzione per conto del Comune di Venezia. Vede che questi sono errori proprio grossolani, gente che neanche legge le carte. Altro tema caldo che aveva infiammato il dibattito referendario era stato quello sul presunto aumento di prezzo dei biglietti ACTV dopo la separazione. Io ho semplicemente fatto delle stime sulla base di quello che succede oggi nel Veneto con i comuni vicino a Venezia, e ho semplicemente riportato queste tratte e il costo di queste tratte, per cui dati veri, incontrovertibili, a meno che anche qui loro usano la speranza rispetto a quello che c'è effettivamente sulla carta, citando la Lombardia o altre cose, che però non è il Veneto e non è la provincia o la città metropolitana di Venezia.